mettere la musica. Matteo, se non già che ci diamo pochi soldi. Siamo dietro. Ora Peppe ci fa sognare. Loro chiedono di noi. Noi dietro? I suoi deficit, i suoi problemi di bilancio, e oggi simbolo dell'abbandono da parte di un potere finanziario senza volto, figlio della globalizzazione, che preferisce delocalizzare, abbandonando gli operai al proprio destino. L'inganno di Termini Imerese, l'inganno che continua, la presa in giro continua, giorno per giorno, agli operai, alle loro famiglie, agli operai dell'indotto, ad un intero paese. Questo è un simbolo dell'infamia, il simbolo che dovrebbe diventare, potrebbe diventare il simbolo della produttività in Sicilia, diventa il simbolo del nulla, il simbolo dell'infamia e dell'abbandono. Oggi Rivoluzione Siciliana viene qui con una sorta di via crucis legata al disastro Sicilia, per portare però una voce di speranza, una voce di rilancio, una voce di riscatto che possa finalmente dare un segnale a tutta l'isola, al comprensorio, al popolo siciliano, che deve trovare in sé la forza di riemergere, di rinascere con le proprie energie, con le proprie forze. Questo è un altro esempio invece di una anche assenza di classe politica siciliana, che non è stata all'altezza di confrontarsi con i cosiddetti boiardi di Stato, e il Termini Imerese è un ulteriore simbolo di come in Sicilia non c'è stata una forza politica, non ci sono stati partiti liberi all'altezza di scontrarsi anche con i poteri forti. In Sicilia siamo stati da questo punto di vista maltrattati da chi ci ha governato, e abbiamo avuto realmente governanti senza attributi che hanno pensato semplicemente alle loro fortune, a fare clientele e affari. Termini Imerese è l'ulteriore simbolo proprio dell'assenza della vera politica in Sicilia. Noi vogliamo rivoluzionare il sistema e vogliamo che ci sia una classe politica libera, non compromessa, all'altezza di dare risposta al territorio e ai lavoratori. La rivoluzione deve passare e deve partire proprio da questi simboli della vergogna e della rassegnazione. Vogliamo una classe politica forte, all'altezza di poter anche confrontarsi con questi poteri forti, e soprattutto di pretendere da chi ha succhiato in questi anni anche i soldi dei siciliani, di restituire alla Sicilia e ai siciliani ciò che è diventato reddito, profitto e magari portato all'estero, e ora da questo punto di vista tutto ciò che è stato portato all'estero viene scaricato licenziando i siciliani. Questa è la rivoluzione che vogliamo, che pretendiamo, e che il 28 di ottobre sicuramente i siciliani pretenderanno